Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. In questa notte di venerdì, perché non dormi e perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che inseguisci e non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può dare di più. In questa barca persa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia non sono scene viste in TV E non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può tutti dare di più, perché il tempo va sulle nostre vite, rubando i minuti di un'eternità. e se parlo con te e ti chiedo di più, è perché te sono io, non solo tu. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può dare di più. Sei! Buonasera, posso dire buonasera io? L'ho detto, non lo se vuoi, sapevo. no, se vuoi dire buon pomeriggio, anche buon mattino, puoi dire quel che vuoi. No, vai. T'ho fregato, t'ho detto io buonasera. Vai Amedeo, vai. Amedeo Grillo, ciao, benvenuto in casa Peiretti. Piacere. Lucianino Bianchini e la sua chitarra rossa, benvenuti tutti e due, benvenuti amici a casa, siete pronti per questa diretta, per quest'ultima diretta di questa settimana? 348 80 40 254 il numero per entrare qui a Luserna San Giovanni a tenerci compagnia.
mia, perché come dico sempre, ogni loro messaggio per noi è un applauso, è una standing ovation, è un bacio in fronte ad Amedeo, proprio qui. Ogni messaggio un bacino in fronte ti do Qui ce ne stasera. sanno parecchi che ci mancano pure capire. Lucianino, allora che si dice? Fa caldo a Torino? Mamma mia. Fa caldo, fa caldo. Da sciogliersi. C'è un po' di nebbia qui, però non importa, perché a Luserna c'è un po' di c'è la frescura, c'è la nebbia, non è vero, fa caldissimo anche qua. Milano. Amici a casa, noi siamo pronti, siamo qui, però inizia questa sera un bel percorso di Casa Peretti che andrà avanti la prossima settimana, che è l'ultima settimana, poi ci fermiamo ad agosto, riprendiamo a settembre. Ma ho voluto, insieme a degli amici, aiutare delle persone con un grande cuore che mettono a disposizione il loro tempo per far del bene a... Io molte volte, Casa Peretti, faccio delle puntate dove richiedo le foto dei vostri animali, perché sono lì con voi, nella vostra casa. Beh, ci sono animali che... Ci sono cani, ci sono gattini, che una casa non ce l'hanno. E quindi Casa Peretti vuole aiutare il canile di Bibbiana, ma noi da questa parte possiamo fare ben poco, ma voi davanti alla vostra TV, col vostro cellulare, col vostro tempo, potete fare tante belle cose, potete aiutarci ad aiutare ed è la cosa più bella. Perciò vi porto adesso a conoscere il canile di Bibbiana. Amici di Casa Peretti, sono qui all'interno del canile di Bibbiana con Katia. Ciao Katia. Ciao Enrico. Con Bea. Ciao Bea. Ciao. Grazie innanzitutto per averci ospitato, ma raccontaci qualcosa di questo canile. Allora, questo canile esiste dal 1994 e serve la Val Pellice, la Val Chisone e alcuni comuni del Cuneese. A noi piace chiamarla una casa per cani, una casa famiglia per cani, perché come potete vedere è un po' atipico rispetto all'immagine del canile che abbiamo. È un posto piacevole dove c'è gente che ama molto i cani e adesso ve li presenteremo. Andiamo a conoscere qualche ospite, perché mi piace definirli così, ospite della vostra struttura. Assolutamente sì, andiamo. Ma questo è proprio piccolino, come si chiama? Ivo ha circa 2 mesi e mezzo, barra 3, e insieme ai suoi fratelli che gironzolano. Guarda qua, ma ciao! Ma vieni qua, invece questo qua come si chiama? Quello nero? Ciao! Ivo, Ivette, lei? O lui che sia? E lei in realtà non lo so perché è appena arrivata, quindi devo ancora ricordarmi. Ma sono bellissimi, poi sono super affettuosi. Per quanto riguarda i miei telespettatori, volessero provare a venirli a conoscere, cosa devono fare? Assolutamente, siamo aperti tutti i giorni dell'anno, Natale, Capodanno, qualsiasi festività, e dalle 10:30 del mattino fino alle 4:30. E venite pure a conoscere e portare a passeggio i cani. Ah, perché possono anche prenderli e portarli a passaggio. Assolutamente, abbiamo dei cani bravissimi, docilissimi, che vanno a passeggio per i prati, per l'acqua, i fiumi. Quindi anche avvicinare un figlio, un bambino, senza magari andare a subito adottare o comprare un cane che poi uno non si trova bene, può venire a fare un po' di esperienza qua a Bibbiana. Esatto, i cani sono riconosciuti per aiutare i bambini, i disabili, queste cose qua, sono veramente fantastici. Non solo cagnolini abbiamo visto, ma anche dei bei gattini. E questo gattino ha qualcosa di particolare. Esatto, lui è arrivato una domenica, era tutto sporco, pieno di pulci, l'hanno recuperato i vigili del fuoco a Luserna San Giovanni, ha circa 1 mese e mezzo barra 2, è ancora molto spaventato, purtroppo ha avuto un brutto inizio vita, speriamo di dargli un futuro. Io sono convinto che i miei telespettatori non possono essere indifferenti con tanta meraviglia, con tanta tenerezza. È un gattino bellissimo. Quindi, amici, forza, sono convinto che già da domani che è sabato, qualcuno possa venire qui e conoscere questi gattini che sono bellissimi. Poi sono affettuosi. Tanto. Lui invece è Nais, ha 2 mesi, ha solo un piccolo difetto, non vede bene da un occhio, però è tanto affettuoso, ha bisogno di amore. Una famiglia che lo coccoli tanto.
E allora amici di Casa Peretti, come vi chiamo sempre, popolo di Casa Peretti, fatevi sentire, aprite il vostro cuoricino, vero? Cosa ne dici? Sì. Invece a casa volessero aiutarvi non adottando ma con qualche soldino, cosa devono fare? Abbiamo sul nostro sito Facebook l'IBAN, possono portarci anche delle coperte, delle crocchette, qualsiasi cosa è ben accetto. Allora, per questo venerdì è tutto, ma vengo a trovarvi di nuovo fra una settimana, andremo a conoscere magari quelli che sono qui da un po' più di tempo, va bene? Va bene. Grazie Bea. Grazie a te, ciao! E allora proviamoci insieme da queste cose che sembrano piccole ma sono immense. Anche una piccola donazione, un piccolo passaggio, perché no, 2 crocchette, una scatola di crocchette. Proviamo insieme a migliorare questo mondo. Vedi, sono un uomo che ha vissuto, che ha sbagliato ed ha pagato, credi, nel mio viso un po' segnato, leggi che cos'è il mio passato, vedi. Mondo, ho imparato quanto è grande il mondo, mi son perso tante volte amando, eccomi qui, se tu mi vuoi, sono così. Io vivo, mi basta averti accanto a me, respiro, è grande la speranza che mi dai, eccomi qui, se tu mi vuoi. Vedi, sono un uomo che ha vissuto ogni giorno, ogni minuto, sempre. E se il mondo mi ha piegato, nel mio cuore io sono pulito. Ci credi? Sì. Mondo, ho imparato quanto è grande il mondo, mi son perso tante volte amando, eccomi qui, se tu mi vuoi, sono così. Io vivo, mi basta averti accanto a me, respiro, è grande la speranza che mi dai, eccomi qui, se tu mi vuoi. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Avete appena ascoltato Mondo di Riccardo Fogli, una canzone strepitosa. Correggimi se sbaglio. Correggimi. No, non è strepitoso, è fantastico. È fantastica. Però Eccomi qui se tu mi vuoi. Però tocca poi che c'entro io eccomi qui se tu mi vuoi? Qua ci prendo. No, aspetta. Amici a casa, qua ci vanno i sottotitoli. Ogni no, tanto ci perché- andrebbe il karaoke anche quando parla Amedeo. Però ho capito. Ho detto perché Tu hai capito? Eccomi Certo qui che ho se tu mi capito. vuoi, non confondiamo perché sennò ci
Non so, possono No, confondere. no, cioè, amici a casa, no, amici a casa, no. mi guardano lì che mi guardi con quello sguardo ammaliante. Ma Cioè, no, perché io entro nella parte della canzone, no, non per niente, Ah, proprio scusa, io- mi faccio prendere. Lo No, so. Bianchini. Ok, siamo amici, tutto quello che vuoi, però voglio dire, insomma, Guarda Bianchini dietro che sta guardando come fosse l'arbitro di una partita da tennis. Sì, mancano solo i popcorn e poi a posto. lui se la ride. Adesso se la canta anche perché arriva un suo cavallo di battaglia, gli stadio con acqua e sapone. Vamos! È strepitosa, donna bambina, donna vedrai bambina se lo sai, meravigliosa, stramaliziosa, vieni e vedrai che cosa sentirai, una donna lo sa già cosa ogni uomo, sa come si fa, una donna non ha più bisogno di prove, più mani si non ha. Stadio, acqua e sapone! Prendi una donna, prendila bella, tu credi che si ricordi di te, non c'è una donna che ti perdona, se tu la rendi più importante di te, una donna lo sa già che ogni uomo sa come si fa, una donna non ha più rispetto di te, sei sicura di sé. Oh, 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 oh. Di notte poi si trucca, lo sai, e tutta la città impazzisce. Ormai si parla solo di lei, della bambina che stupisce. Luciano Bianchini, la sua chitarra. È strepitosa, donna bambina, donna vedrai bambina se lo sai, meravigliosa, stramaliziosa, vieni e vedrai che cosa sentirai, una donna lo sa già come ogni uomo, sa come si fa, una donna non ha più rispetto di te, sei sicura di sé. Oh, 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 oh. Di notte poi si trucca, lo sai, e tutta la città impazzisce. Ormai si parla solo di lei, della bambina che stupisce. Stupisce con la semplicità di una malizia che non nasce dalla volgarità, ma da un'adolescenza lisce. Vai Luciano! Pubblicità.
3 minuti torniamo qua con un altro gran bel tempo, perché a me il primo è piaciuto proprio tanto. È piaciuto? Poi iniziamo con una canzone Più o tua, meno, eh? ma va. Vabbè, più o meno, ma come più o meno? Che puoi di più o meno? Siamo un po' più modestini, dai. Vabbè, No, vabbè, a me è piaciuto. Aspettiamo di vedere i messaggi cosa ci dicono. Vai. Al 348 80 40. 254. Sono preparati, li ho preparati bene. Dai, pubblicità, noi torniamo quasi subito. Bentornati amici a casa in questo secondo tempo e inizia in un modo particolare, sempre cantando, ma un brano che non è mai stato fatto in 515 puntate circa di Casa Peretti. Ma va, la prima volta. Ma prima volta che lo si fa. È un onore per me. Franco Simone Respiro. No, vabbè, no, non far così, altrimenti poi i bambini a casa. No, sembra un'altra trasmissione. Lucianino, cioè, Cosa devo dire? Cosa devo dire? Fai versi strani al microfono. Mamma! Amedeo, insomma. Respiro per voi, una canzone bellissima, tutta da ascoltare. Se non la sapete, perché può succedere, leggete il testo, perché ogni singola parola vi porta in un mondo fatto d'amore. Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare un tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te. E per noi diventasse respiro quelle se ci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro e darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare. Vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te. E per noi diventasse respiro quelle esserci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati. E vorrei che ogni volta che cerchi qualcosa cercassi di me. E per noi diventasse respiro la nostra canzone, diventasse respiro lo stesso ricordo. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro e darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Bravo. Grazie. Cioè, cosa ne dici, Luciano? Bellissimo. Bravo, bella interpretazione, gran bel brano, suonato anche accompagnato con la chitarra. Ma state, Allora sono promosso. a parte che sì, promossi tutte e due, mi state regalando una gran serata, ragazzi, grazie. Ma non solo a me, a tutti loro che sono lì pronti con il loro cellulare a mandarci messaggi al 348 80 40 254, ma dopo il brano
che adesso vai a cantare tu, perché a me le scalette sai che piace stravolgerle. Era messa nel terzo tempo, invece mo te la fa subito, ma proprio subito. Questo mi è piaciuto, mo te la faccio fare. Ah, cioè, ma sto troppo con te, ma me lo dicono in giro. Sai, ma perché parli con questo accento mezzo piemontese, mezzo napoletano, che è terribile? Assolutamente. Mo te la faccio fare, giusta, no? Assolutamente, sì, bravo. Oh, vedi che sto imparando? Siamo sulla buona strada, dai. Voto. Diciamo ancora 7, dai. Come ma cosa devo fare? Di più. In Negramaro, grande richiesta con Meraviglioso Bianchini. (348 80 40 254). Scrivete. È vero, credetemi è accaduto, di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la mia nata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così: meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, Lucianino. meraviglioso, Grazie Luciano, lo so, grazie. meraviglioso, Grazie Luciano, lo so. meraviglioso. Vabbè, lo dici a tutti, e se lo dici a tutti me ne vado se lo dici a tutti. Meraviglioso, ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La notte era finita e ti sentivo ancora, sapore della vita, meraviglioso, 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 meraviglioso. Com'è che si intitolava questa canzone? Non sai che io non mi ricordo. Neanche io. Forse il bene di una donna che ama solo te. Mi sembra fosse quello. C'è proprio un sì, titolo sì. bello lungo. Sì, sono sicuro. Siete pronti? Andiamo a leggere i messaggi che ci hanno mandato fin qui al vediamo 348 che cosa abbiamo 80 combinato. 40 254. Vai Federico in regia. Abbiamo augurato un buon lavoro a Federico? No, non l'abbiamo fatto. Buon lavoro Federico, anche se ormai sei a metà dell'opera. Grazie Enrico per l'iniziativa ad aiutare i migliori amici dell'uomo. Un saluto a tutti i tuoi ospiti, Mauro, Vilma e Pinerolo, da Pinerolo. Ciao Mauro, ciao Vilma, grazie.
Siete fantastici e tanto che non ci si sente. Come sempre un salutone dalla compagna di Falcinello, dalla campagna di Falcinello e dal suo presidente Giuppa, che continua a coltivare e produrre i suoi prodotti tipici locali. Bravo Giuppa, viva la campagna di Falcinello. Ciao ragazzi. Poi me la andiamo avanti. Ciao da Sandra. Ciao Sandra. Sandra. Brava Sandra, viva Sandra. Casa Piretti, la grande musica cantata, specialmente io sono già pronto per la diretta karaoke. Enrico, sei pronto per la sfida? Nascerò con te, dei mitici Pooh, grazie a tutti, compresa la regia e il maestro Luciano, Cataldo da Torino. Grazie Cataldo, ciao! Ciao Cataldo, hai vinto, non ce la farò mai a far l'acuto finale di Nascerò con te, però con loro due magari la prossima volta. Ogni sera si parte sulle ali della felicità per vedere e sentire Casa Piretti, magnifici, tanti baci, 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 baci. Dani, grazie! Dani! Viva Dani! Siete fantastici come sempre e tanto che non ci si sente. Un grosso salutone dalla campagna di Falcinello e dal suo presidente Ciuppa. Che E ancora, ce l'abbiamo capito. Siete, questo Giuppa mi sta già un po' qua, mi sta già. Giuppino! Luciano, con la tua chitarra e la tua voce sei come la perla di un diamante. Sei il numero 1, bravissimo. Mamma mia. Chi sei? Però non Però non si è firmata. Complimenti a Luciano e alla sua fantastica chitarra, lo dice Giulia. Brava Ciao, Giulia, Giulia, grazie. ciao. Ciao Giulia. Ciao Medeo, che bello sentirti cantare, mi fa rilassare. Buona serata da Rosalia. Grazie Rosalia. Non troppo rilassare, perché dopo dormono. No. Rosalia, mi raccomando, su, un bel caffè e via. Bravi, bellissimo inizio, lo dice Sofia. Ciao Sofia, Ciao. ti vogliamo bene, baci, ciao, grazie. Rosalia. Un saluto a tutti e tre, Piretti. Pensa che seguo l'annuncio del programma per sentire la tua voce, Milena. Dolce voce, cioè, Dolce. leggiamo le cose, dolce voce ha scritto. Bene, aspetta, facciamolo così. Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni. Ciao, buonasera, come sempre un bel programma che sto guardando dal Messico. Un grande saluto ad Amedeo e alla famiglia. Enrico, grazie mille per la bella trasmissione. Da Maria Letizia di vicino, mica tanto. Grazie Maria Letizia. Di vicino mica tanto, perché sei in Messico e non è proprio tanto così di vicino. Comunque grazie Maria, ti vogliamo bene. Buonasera a tutti, siete tutti bravi. Grande Amedeo, sei bravissima. Da Antonella di Torre Pelli. Ciao Antonietta, grazie. Torre Grazie Pellice, ciao Antonietta. grazie. Ciao Enrico, bravissimi, inizio col botto. Buonasera maestro, sempre il top. Grazie Amedeo. Forza Napoli. Posso chiedere di salutare Giuliano Falco, gentilissimo e molto simpatico. Un abbraccio a tutti, Max76. Sempre sia Grazie, lodato il Max, nostro grazie. Giuliano Falco. Ciao Giuliano, grazie. Ciao, Max, ti vogliamo grazie. bene. E grazie Max. Grandi Enrico Luciano Amedeo con questo super inizio dei mitico Tozzi. Un abbraccio a Alfonsina e Germano. Sì, no. Grazie Alfonsina, grazie a Ciao, Germano. grazie. Era quel trio Morandi, Tozzi, Raff e Fedez. Mi fai per favore amico di Lato Zero? Ciao da Elena. Non c'era Fedez. No, che Ma no. c'è dappertutto Fedez, Quasi. non c'era? Vabbè. Ovunque giri c'è un duetto con Fedez magari. Enrico, la tua musica è fantastica come le tue ragazze. Amedeo, sei forte come il maestro Luciano. Ciao a tutti. Maurizio da Villa d'Ossola. Ciao Maurizio. Grazie Maurizio. Salutami il sindaco, che da quando l'ho salutato in diretta non si perde una puntata di Casa Peretti. Ciao a tutti, San Benigno vi guarda anche oggi. Un saluto particolare al grandissimo maestro Lucianino. Lo dice Gabri. Ciao Gabri, grazie. Ciao. I venerdì sera in vostra compagnia si tinge sempre di rosa. Maestro Luciano sei sempre il migliore. Sam, grazie. Sam, ciao, Sam, grazie. Sam o Sam? Sam. Sam o Sam? Sarà Sam. Sam. Io dico Sam, dai. O Samantha che sia. Grazie comunque. Soprattutto non abbandonate gli animali perché sono più umani, fedeli di compagnia loro che l'essere umano. Mamma, questo che è giusto. Venerdì ci sarà un'altra puntata, andremo a conoscere altri animali ospiti, altri cagnolini ospiti del canile di Bibbiana. Quindi tutti i venerdì, Poi a settembre ripartiamo. Questa sera un trio perfetto, bravissimi, lo dice Enrica, grazie Enrica. Ciao Enrica, grazie. Che bel nome Enrica, mamma mia. Grande Enrico, la canzone Il Mondo è stata bellissima, cantata con il cuore. Grazie, vuol dire che
La mia emozione non si è fermata al di qua della telecamera, ma è entrata dritta nelle vostre case. Ciao a tutti e tre, l'unica cosa fresca e piacevole di questo periodo siete voi, con le vostre canzoni. Un caldissimo, no ti prego, un caldissimo abbraccio no. Questo proprio no. Femini Fava, noi vi adoriamo, ma qui ci sono 48 gradi. Puntata allegra, belle canzoni, vorrei fare una dedica al mio cognatino Ciro, voglio dirti coraggio, ti voglio un mondo di bene, Patti 60. Vai Ciro, forza Ciao, Ciro. ciao, sì, sì. Come ogni sera, grande spettacolo Casa Peretti, bravissimi, un saluto a tutti voi, buon weekend a Wanda e Marco di Barge. Ciao Wanda, ciao grazie. Marco. Poi mi spieghi perché mentre leggo i messaggi faccio così con la manina quando dico ciao. Vabbè dai. Ciao Enrico Peiretti, Casa Peiretti, ciao Luciano Bianchini, ciao Amedeo, siete un trio stupendo, anzi super stupendo, buon weekend a tutti, mi vedrò con la replica Antonio Primiceri di Rivalta di Torino. Grazie Antonio, grazie, Ciao, buona grazie. serata. Ce lo ricorda sempre Antonio Primiceri che se volete rivedere questa puntata alle ore 23:30, che bellissimo trio questa sera, spaccate! Un saluto alla regia da Carla di Lusera, spaccate ragazzi. Grazie Carla, grazie. Ciao. Vabbè, grazie. spaccate potrebbe anche essere inteso in un'altra maniera. Spaccato, vabbè. Buonasera giovani! Musica sempre al top come i vostri brani. Viva il jukebox di Casa Peretti. Buon fine settimana da Bette e Tino. Mi piace essere paragonato a un jukebox. Ma sì, perché i brani sono quelli. No, lì, non poi- va bene, non va bene. Perché non va Ci bene? mancano le monetine. E vabbè, ciao Casa Peretti, buona serata a tutti. Enrico, hai mandato un bellissimo messaggio per l'adozione animale. Sei un grande, lo dice Ferruccio da Novara. Ferruccio, ti vogliamo bene, so cosa hai passato di recente, quindi un grandissimo bacio, grazie. Grandissimo Luciano Bianchini, un saluto da Reano. Ciao amici di Reano, ciao. Ciao Medeo, sei un grande, tutti, sei un grande tutti. Sì, sei proprio tutti, lo dicono tutti quelli che sono a casa in quel momento, no? Non chi si è Non fermato. importa, non importa. No, si Ok, chiama grazie. tutti, si chiama Grazie. tutti, si chiama tutti. Ciao Amedeo, continua così, sei bravissimo. Anna, che era lì insieme a tutti. A tutti. Ah, ecco. Ok. Erano tutti insieme all'anno. Bravissimo Amedeo, sei il numero 1. Ce n'era rimasto solo più uno perché gli altri sono andati via un attimo, quindi è tutta una storia questa. Io regia, scusami, fermati un attimo, leggiamo ancora questo. Amedeo ci fai. Aspetta, lo dico io. No, aspetta, fammi concentrare. Nujurn buon di Rocco Hunt. O giorno buona. Oh, Giorno. Vieni in onda, regia, vieni in onda, vieni in onda, vieni. New York buono, mi fai Vieni. confondere pure a me. New York buona. New York? New York, un giorno buono. New York buona. New York buono. Però c'è Rocco Hunt, ma chi Ma è? sì, no, qua salutiamo Rocco Ma anche non- ci guarda non lo tutte so, le no? sere, per Sì, favore. sì, sì. No. Ma va? Lanciamo la pubblicità, ok? Però lanciala in stretto dialetto, vai. Non mi allora come fa la pubblicità, mi raccomando, state arrostate. Oh, mi raccomando, l'ho capito. Buona pubblicità. Poi te la scrivo. Inizia qui il terzo tempo di Casa Peretti dedicato alle loro richieste arrivate l'altro ieri. Partiamo da una dedica da Paola Bruno, arriva un brano di Pupo, Firenze Santa Maria Novella. E fa più o meno così. Le luci spente delle 2 di notte, passa un barbone con le scarpe rotte. La notte qui non è come a Milano, o a Roma sempre piena di casino. Tra quasi un'ora arriva la nazione, un ferroviere fischia una canzone, una signora senza suo marito, la guardo bene, solo un travestito. Firenze, Santa Maria Novella, sogna, povera ancora di vergogna, sembra lo specchio del
Passiamo da una richiesta all'altra perché arriva un brano di Herbert Pagani. Cin Cin. Ma c'entra con le ragazze? Cin Cin con gli occhiali. Ah, con gli occhiali. Allora bisogna... quello è scusami. importante, Cin Cin con gli occhiali è importante. Allora, se Cin Cin con gli occhiali, devo mettermi gli occhiali. Oh, eccomi qua. Altrimenti non viene bene la canzone. Sembri quasi più carino. Ragazzina, chi sei? Tu che arrivi alle 6 e ti siedi davanti al tramonto. E perché vieni qui sola sola così e ti fermi mezz'ora soltanto? Tu amici non hai, a ballare non vai, né a passeggio con gli altri nei viali. Dai, confessalo dai, nel complesso che hai, tu sei uno che porta gli occhiali. Ragazzina, non sai che quei litri che hai, un'arietta straniera ti danno. Sembri inglese anche tu, era inglese qua giù, vanno tanto di moda quest'anno. Ridi se vuoi, ma sia detto tra noi, io le altre le trovo banali. Ho un segreto pure io, sono libera. Che facciamo Cin con gli occhiali, che te posso? Cin Cin dai, siamo speciali, portiamo gli occhiali, dai vieni con noi. E Cin Cin dai, il mondo è di tutti, dei belli e dei brutti, è nostro se vuoi. E adesso andiamo a leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati in questo venerdì sera. Vai Fabrizio, in regia. Fabrizio, Federico, scusami Fede. Scusa, è abitudine. Vai, eccoli qua. Abbiamo accumulato un po' di ritardo col monitor, però. Pure il Santino mi hanno fatto, vi voglio bene, Giuliano, San Giuliano da Lusernetta, 21 luglio, sempre sia usato. No, guarda che ti garantisco che sopportarmi 2 anni in tutte le mie richieste, le mie paturnie, per voglia di fare bene, il meglio questa trasmissione qua, tutto ciò che viene deciso tra me e lui, e sopportare me in 515 puntate che moltiplicato 2 per la replica fa 1020 e fischia, e altro che anche un po' più su che santo. Lo capisco, andiamo avanti. lo capisco. Ma ciao, chi sei? Vediamo un po' se c'è anche un messaggino a parte questa bellissima foto. Un po' su, un po' giù, non importa. Che bella, che cagnolina. Bravissimo Amedeo, sei il numero 1. Siamo già 2. Allora, uno. L'ho detto prima però. Ciao ragazzi, siete bravissimi. Zio Luciano, sei fantastico. Ciao piccolo Andrea, Ciao, grazie, grazie. Fantastico, bravi, magnifico Enrico. Mary, grazie Mary. Bacio. Siete bravi tutti e mi fate tanta compagnia. Ciao da Elena, grazie Elena. Questo è un bellissimo messaggio che arriva ogni tanto. La parte mi fate tanta compagnia, esattamente ciò che ci siamo promessi di fare. Buonasera a tutti, bravi come sempre, adottate i cani, non comprateli, salvate vite innocenti. Questi sono i nostri piccolini di casa. Leone Fiamma, un bacio grande da Chantal Pino. Grandi come sempre. È andato via il messaggio, non posso finirlo, ma è bellissimo questo cagnolino. Bello, mi raccomando, a noi dopo averli adottati ci hanno cambiato la vita, e ci credo. Quindi amici a casa, fate sì che alla puntata di settembre, quando richiedo le foto dei vostri animali a casa, raddoppiamo il numero di messaggi, e questo raddoppio deve essere proprio così, dovuto alla sensibilità di voi a casa, perché so che non mi tradite. Ciao, complimenti ragazzi, Amedeo, ti voglio bene. Niurka, vi guardiamo sempre da Miami. Grazie. Ciao Miami. Grazie, un saluto da Gabriele. Ciao ragazzi, un saluto a Amedeo. Ti abbraccio forte da Miami, George. Ciao George. Ciao, George. Tutti, io Amedeo 1, come Milano 1, Milano 2. Ciao Luciana.
Un saluto dal mio amico cugino Luciana. Secondo me Luciano, perché Luciana non credo. Potrebbe essere Luciano, sì. Luciano, ciao Luciano, un saluto dal mio amico cugino. Vabbè. Grande Amedeo, un bacio Erika, continua così da Virle, Piemonte. Ciao Grazie Virle. Erika, grazie. Bravissimo Matteo, da Ilaria, grazie Ilaria, un bacio. Ma quanti sono questa sera, ragazzi? Ma che affetto ci state dimostrando? Buonasera, sono con mia nonna e vorrei dedicarle una canzone. Per favore, potete cantare il mio canto libero di Lucio Battisti. Salutiamo fortissimo la nonna e anche te. Non ti sei firmato. La mettiamo in programma la prossima settimana. Grazie comunque. Sai Perretti, la prima volta che ho sentito meraviglioso per esperienze passate. Ho pianto. Per esperienze passate capita. La musica a volte fa sorridere, fa emozionare, fa piangere. Non è detto che uno pianga in un modo negativo, possono essere emozioni positive. Bravi, semplici ma efficaci su tutte le canzoni. Lo dice Pino. Bravo Pino, grazie. Ciao Pino, grazie. Senza parole, sei stato grande Amedeo. Franco Simone. Viva Franco Simone, viva. Un saluto da Nizza Monferrato, grazie. Da Nizza Monferrato. Ciao Nizza Monferrato, grazie mille Casaperetti per Cin Cin con gli occhiali, l'avete trovata, siete molto cari davvero, è bravi che Grazie. siamo. Un bacio. Si fa quello che si può. Grazie Enrico, Amedeo e Luciano, avete fatto felice mia moglie questa sera con gli occhiali. Grazie a tutti, buon fine settimana. Lore di Beppe. Lore e Beppe, ciao Lore, ciao Beppe, grazie. Enrico, ti chiedo un'altra canzone, devi cantarla stavolta. Pupo, ciao, Cataldo, Torino, stavolta. Pupo, ciao di Pupo la so, la metto in programma in settimana con tanto di dedica. Ciao Enrico, siete grandi, grazie Sammy, grazie. Samantha, la mia Samantha, ciao. Bene, molto bene, diamo un'occhiata all'orario qua, sì, ci sta ancora un pezzettino. Guarda, visto che siamo tra di noi, no? Ma proprio tra di noi insieme a 20.000 persone d'altra parte, chiudiamo così. Vorrei vedere tutti a casa, in piedi, sul divano, sulla sedia, sul tavolo della cucina, tutti su. Dai, vediamo cosa succede, vai, vamos! Stai lontano da sto cuore, a te volo con pensiero, niente voglia, niente spera, campanetta sulla fianca. Si è staccata la scheda audio, paraponzi, ponzi, po. Aspetta. Andate un pezzettino così, tanto la sai a memoria, vai. Si sicure chi sta amore, come sono sicure te. Resta lì, fammi un po' di musica di sottofondo in modo che io possa salutare i nostri amici a casa. Avevamo preparato un finale col botto e il botto me l'ha fatto il computer. C'è stato quindi il botto. sarà il caldo, non lo so. C'è scritto che non si può più collegare niente, non importa. Abbiamo sabato e domenica per aggiustare tutto. Nel mente però, se ci volete venire a ascoltare, io, Amedeo e Valentina saremo sabato in piazza a Torre Pellice in un concerto, 2 ore di musica dei grandi brani italiani. Quindi venite a Torre Pellice sabato nella Notte Bianca. Voglio ringraziare Federico in regia. Dammi un po' di... facciamo un finale un po' allegro come prima. Oi vita, solo suonato, poi lo cantiamo, dai. Invece voglio ringraziare un super Amedeo, Grazie uno a voi. strepitoso Luciano Bianchini, Grazie, il grazie. pubblico e un grazie a ognuno di voi. Se volete rivedere questa puntata alle 23:30, noi ci vediamo la prossima partendo da lunedì per altri 5 giorni, poi ci fremo un po', però ne abbiamo ancora una settimana da stare insieme. Com'era? Io prima e l'ultimo sarai per me. Ancora una volta. Oi vita mia, oi core, e chi su cuore ci stata, o primo amore, io prima e l'ultimo. o primo e l'ultimo sarai per